Rieccoci a Primus, l'ultima parte della prima parte di Primus Inter Pares di questa sera, perché ricordo poi al termine dello speciale delle elezioni regionali avremo ospite il sindaco di Padova, parleremo di sicurezza, tutto quello che sta succedendo nella nostra città. È nato un polverone insomma negli ultimi giorni, cercheremo di capirne qualcosina di più. E durante la pubblicità il nostro Antonio Vito, che si è alzato in piedi, è spostato, cioè, ha creato un ambaradan che non vi dico, peccato che sia... Confermiamo, dico la verità, ormai devo dire, era interessante vedere la passione e lo spirito che aveva nei confronti di Alain Luciani, che sarebbe stato davvero interessante averla ripresa. E quindi, detto questo, il tema della sanità è un tema scottante. Ci auguriamo che il Presidente, quello che sarà naturalmente Luca Zaia, davvero riesca a farla funzionare nel migliore dei modi. Posso chiedere una cosa però sulla breve, sanità? Perché lei ha già sforato. No, brevemente. Allora, io Alain Luciani è una cara persona che stimo, appassionato di politica e tutto. No, però quando ha detto delle cose che dimostrano due cose. Uno, che veramente non conosci alcune, cioè come si fa a proporre i prelievi di quartiere? Cioè, vorrei capirlo io. Ho fatto un esempio di cose questa è una roba proprio non è una proposta stupida e demagogica. Al mercato la gente questo ti chiede, le cose semplici, le cose più ma la vicine a gente loro. ti chiede pure che un medico stia a casa loro. Una signora posso parlare? Con le stampelle che deve andare fino all'ospedale, prendersi un autobus, eccetera, le persone al mercato ti chiedono: sarebbe possibile avere un micropresidio dove misurarmi la pressione, dove farmi un prelievo, dove fare le punture? Voglio dire, questo chiede la gente. E tu hai risposto a questa gente: appena faccio il consigliere regionale glielo faccio fare ogni quartiere. Questa è una stupidaggine che non ha alcun senso e non approfondita. Altra questione, la sanità di Padova. Scusi, direttore, noi abbiamo una buona sanità regionale, sarebbe una stupidaggine. Gestire il Covid è una cosa complicata, non intervengo nel merito, ma la sanità privata è stata in questi anni sistematicamente indebolita. Prima c'era la strada Verona centrica, va bene? Adesso c'è quella Treviso centrica. Basta solo pensare all'Istituto Oncologico Veneto, diviso in 3 parti. Va bene? Quindi abbiamo Padova, dove si fanno le visite, si fa la chemioterapia. È stato portato su 23 primari, 13 sono stati portati per la chirurgia a Castelfranco Veneto, quindi la chirurgia si fa a Castelfranco Veneto e la radioterapia si fa all'ospedale di Schiavonia. Vi pare normale una cosa del genere? Cioè che una cosa così delicata, un istituto così importante come l'Istituto Oncologico Veneto, che è gestito direttamente dal Ministero, la Regione lo smembra in 3 parti, in cui la gente deve impazzire con una patologia così grave. Praticamente uno deve andare a fare... La chirurgia la fai a Castelfranco, le cure le fai a Padova, la chemioterapia, la radioterapia la fai a Schiavonia. E devo andare su e giù. Ma mi pare normale. Non va bene se è così. L'ospedale Sant'Antonio è stato trasferito all'azienda ospedaliera, anche se la gente non capisce bene tutto questo, e sono state tagliate una serie di importanti servizi sul territorio che riguardano proprio le persone che diceva lui, gli anziani, i soggetti con disabilità, quelli più fragili. Va bene. Se poi a una persona, e sono state unite le URSS, ma se uno di Cittadella, come succede, gli dai, al di là delle liste attese, gli dai di fare un'ecografia all'appuntamento a Schiavonia, un anziano, va bene, cosa fa l'anziano? O si deve prendere un taxi, immagino quanto costa, o deve chiedere a un figlio o a una figlia o a qualcuno che lo accompagni, oppure, cosa più semplice, va dall'istruttura privata più vicina e si fa l'ecografia a 50 euro. Lo diceva prima, credo che non avete detto una cosa saggia, ha detto: noi andremo in consiglio per battere per la città di Padova. Sì, ma questa è la sanità fino adesso che c'è stata, hai capito, direttore? Quindi non è che siamo contro la sanità pubblica o diciamo che va male, diciamo che tante cose non vanno come dovrebbero andare e sono 10 anni, 20 anni che governo per rendersi conto di qual è la difficoltà del servizio sanitario veneto in questo momento, bisogna guardare i dati sul personale. Noi abbiamo i medici e gli infermieri meno retribuiti d'Italia e soprattutto degli 8.000 medici di cui è carente il sistema sanitario nazionale, 1.500 di carenze sono in Veneto. È chiaro che il nostro personale sanitario, anche con i tagli al servizio che ha spiegato prima il collega, poi si trova in totale burnout e non è assolutamente incentivato a rimanere nel pubblico, va fuori regione o va al privato, e questo dequalifica ancora di più il servizio pubblico, tutto a danno dei cittadini. Questo è quello che sta succedendo. Perfetto. Tema infrastrutture, perché siamo nell'ultima parte, voglio parlare, inizio da Gottardo. Allora, Vincenzo Gottardo, parliamo di infrastruttura in Veneto. Una delle cose che io inizio nel ragionamento, che è abbastanza banale, però che si fa capire: noi abbiamo il terzo aeroporto d'Italia
il terzo aeroporto d'Italia, e non abbiamo un treno, una metropolitana che ci arriva. Certo. Per dire che a livello di infrastrutture non è che siamo all'avanguardia in Veneto, è un problema economico, dunque il Presidente non ha le potenzialità economiche, o è un problema di programmazione della Regione che non è stato fatto quello che doveva essere fatto, oppure la terza ipotesi che va bene così, insomma siamo tutti contenti così. Lei come vede la situazione? Sicuramente le infrastrutture della nostra regione vanno potenziate e vanno anche pensate nuove. È vero da dire che la regione Veneto non è stata ferma, Mi dica però a che cosa ha dormire. fatto? Allora, per esempio, il fatto di procedere con il cantiere lento e tormentato della Pedemontana, insomma, è un'opera pubblica che è evidente, che c'è, che ce la siamo trovati. Mi sembra che lì nella galleria di Malo mi ha detto ci sono dei problemi, ho sentito... appunto, quindi, esattamente, quando si costruisce, quando si realizza un'opera di questo genere, ovviamente gli intoppi, i problemi ma che non è un vengono... fiorello all'occhiello da mettere, dico io, è la Pedemontana. Io cercherei proprio di non parlare. Perché no? Perché No? non è una grande, vabbè, fatta, insomma, è una grande... Entro fine anno è finita, È una grande... Ci manca a mano, ma che è una grande... Entro fine anno è finita, no, perché hanno parlato di grandi ritardi, entro fine anno è finita. La Pedemontana... No, facciamo una scommessa. Ma che la galleria la perde come l'ospedale, la perde. La Pedemontana... che la perde. È la Salerno-Reggio Calabria Anche solo a Malo, Ma vedi che da Salerno-Reggio Calabria ci ha messo 80 anni a fare. Anche se la Pedemontana... Sta parlando Vincenzo Gottardo. Anche se la Pedemontana sarà finita nel 2021 anziché il 2020, insomma poco cambia, io la Pedemontana la vedo una grande opportunità per esempio per la provincia di Padova. Il fatto di collegare la Pedemontana, la 47 e la 108 sarà sicuramente quella è un'opera, quindi poi, no, diceva le opere, questa è un'opera, poi le altre... Insomma, il Veneto è stato anche tormentato da tantissime situazioni che hanno comportato una gestione del territorio che ovviamente ha messo in secondo piano la realizzazione di infrastrutture perché c'era da provvedere, insomma non possiamo dimenticarci, insomma a voi fa ridere, però il Vaia penso che abbia, insomma io penso che invece abbiamo avuto... Però il Vaia è stato l'anno scorso, le infrastrutture sono 10 fa ridere anni. Parlare di Pedemontana e poi non si finisce neanche il ponte di Curtarolo. Lasci finire... Ma allora non capisco se voi avete tutte quante queste soluzioni così, voglio dire, se per voi parlare di infrastrutture sia... Vincenzo Gottardo, io non voglio, io le ho chiesto cosa è stato fatto tutto qui a livello di infrastrutture e non ho dato nessuna colpa, ho detto se non è stato fatto era perché mancavano i soldi, gliel'ho chiesto, mica... Sono state fatte sicuramente altre cose, sono state fatte sicuramente altre opere e la Regione Veneto comunque è rimasta, insomma, come ho detto, ha dovuto anche impegnarsi su altri temi e su altre questioni che sono stati anche imprevisti e intoppi di percorso che però hanno comportato un dispendio di energie, di soluzioni e di lavoro che sicuramente non hanno precluso. Secondo lei quali sono le priorità a livello infrastrutturale? Sicuramente le infrastrutture, io come sto dicendo, ovviamente parlo per Padova, essendo un candidato in provincia a Padova e conoscendo insomma, la situazione della provincia di Padova, per me, come ho detto prima, la Pedemontana è una grandissima occasione per Padova, per cui il collegamento delle strade alla Pedemontana è un'occasione che non possiamo assolutamente perdere. Gli investimenti in infrastrutture sono investimenti molto importanti da fare e poi l'ultimazione, quella che ha una storia insomma decennale, più che decennale, della SS10 nella Bassa Padovana può sicuramente portare un impulso a quel territorio lì. E quando parliamo di questo io voglio ricordare, io ho detto l'aeroporto di Verona, per non dire le grandi navi, per non dire altre opere importanti, per il Veneto, non per Padova. Io cerco di capire che il ragionamento per tutti voi riguarda il Veneto, noi parliamo di Padova, però le infrastrutture riguardano il Veneto. Dunque, ci sono molte cose importanti, il Vaia, tantissime altre cose. Ecco, io dico, c'è la possibilità economica di iniziare i treni, che non ci sono molti problemi anche se andiamo a prendere ci sono ancora delle litorine che girano per il Veneto, cioè 2 vagoni che vanno via i treni all'ora. Mi fa un po' sorridere, direttore, perché stiamo
così, magari anche in modo un po' provocatorio giustamente da parte sua, però anche con chi è qui in studio, stiamo descrivendo un Veneto che sembra una regione colabrodo, sembra il disastro d'Italia. Se siamo un modello, perché parliamo di sanità siamo un modello, parliamo di infrastrutture siamo un modello, parliamo di... Insomma, voglio dire, se siamo un modello... Non ho mica detto che non siamo un modello. Quindi voglio dire, ci saranno anche oppure vuol dire che gli italiani sono durante rimbambiti. Io chiedo a Vincenzo Gottardo, a livello di infrastrutture, cosa è stato fatto, cosa si vuole fare, non ho detto che siamo un modello, ci vivo, sono ben felice di vivere, ci manca. Io le chiedo, visto che ci sono le regionali, dovete soddisfare le esigenze dei cittadini veneti, cosa volete fare, o se va bene così, io non discuto. Io gli ho detto quali sono le priorità per me. Non ho mai detto che il Veneto bisogna, ci mancherebbe. Assolutamente non ho mai detto, non lo dirò mai, ci mancherebbe. Chiedo solo quello che, se lei dovesse andare e governare il Veneto, cosa farebbe a livello di infrastrutture, tutto qui. E quindi è stato chiaro che ha detto che farebbe ovviamente la viabilità per collegare la Pedemontana. Sì, perché poi non è solo una questione di collegamento alla rete viaria, in questo caso si parlava prima del Pedemontano, della SS10. Se io devo produrre quella bottiglietta di acqua lì e la produco e la vendo, se ho le infrastrutture viarie per portarla velocemente in un contesto insomma, economico più ampio e sono facilitato e sono agevolato, quella bottiglia di acqua là avrà un costo e avrà anche un appetito per chi la deve comprare, deve venirla a prendere. Quindi lei cosa farebbe per primo, dovesse vincere e andare a governare la regione? Lei le rinnovo, i collegamenti alla Pedemontana della 47 e della 308 e l'ultimazione della SS10 della Bassa Padovana. Questi sono i temi principali delle infrastrutture venete di cui insomma, la provincia di Padova ne ha essenziale bisogno. Beh. Sì, molto semplicemente. No, il Veneto non è un colabrodo, però il Veneto assieme alla Lombardia è una delle regioni più inquinate d'Europa e questo dipende chiaramente dalla politica infrastrutturale che si va a fare. Voi lo sapete che la causa principale di inquinamento dell'aria in questa regione è il trasporto merci su gomma e che quindi fare un'opera come la Pedemontana, che tra l'altro è finita sott'acqua, probabilmente non ci aiuterà minimamente. Non diciamo, è il riscaldamento la prima fonte di inquinamento della pianura. No, è il trasporto merci su gomma. Perché sennò veramente continuiamo a dirci delle cose veramente incredibili. Vabbè, finisce poi il trasporto merci su gomma, infatti una delle cose fondamentali da fare in questa regione, è chiaramente potenziare il trasporto su ferro. Il sistema metropolitano ferroviario regionale è un progetto che risale agli anni 80 ed è stato completamente stralciato dal piano trasporti regionali del 2020 approvato dalla regione, dal Consiglio regionale. È un'opera che va chiaramente completata, noi non possiamo non connettere con un trasporto ecosostenibile il porto di Venezia, i nostri interporti che sono delle eccellenze nel trasporto intermodale di merci e cercare in questa maniera qui di abbattere quelle che sono le emissioni e l'inquinamento nell'aria, sono cose assolutamente fondamentali. Noi dobbiamo dare un regime infrastrutturale al Veneto che sia ecosostenibile e che velocizzi il trasporto merci e il trasporto delle persone. E questo non è stato fatto. Quando si parla di infrastrutture si parla anche di ambiente, le due cose vanno di pari in passo. Io non sono per la decrescita, per queste cose qui che si dice quando si parla di ambiente bisogna sempre opporsi a qualsiasi forma di infrastruttura. Si possono fare le infrastrutture, vanno fatte in maniera ecosostenibile. Potenziare il trasporto su ferro è la cosa su rotaia, è la cosa principale da fare. Enoch. Ma allora intanto perché sennò poi intanto non è stato cancellato niente, è stata cambiata la sigla, il piano di trasporti adottato e approvato dal Consiglio regionale ha tolto la sigla SFMR ed è stata adottata con una ripianificazione con RFI in modo diverso, quindi non è cambiata solo la sigla, non è cambiato il contenuto. Altra cosa da dire è verissimo, noi abbiamo avuto un governo che ha lavorato regionale buono, che ha lavorato molto sulle emergenze in questi anni e non ha dato seguito, perché sennò diremo delle cose non vere, a quella programmazione e necessità che già 5 anni fa, per esempio, era la SR10, adesso si chiama Strada Statale 10, perché la convenzione ANAS e Veneto Strade, che io, se fa bene, ho seguito,
in tutte le sue sfaccettature dinamiche, non è ancora completata e perfezionata del tutto, e semplicemente perché c'è poi un altro tema che si chiama CAV, dove ci sono tantissime risorse ferme, ma la CAV non è della Regione Veneto, è dello Stato, è stata istituita differentemente dal... sì, ma chiedo scusa, diversamente da Veneto Strade, che è una società regionale, la CAV è sulla base di legge dello Stato, è stata istituita con una legge dello Stato e ha la governance dello Stato. Ora, detto questo, è sicuramente vero che serve potenziare la connessione ferro-gomma, serve non perché abbiamo solo il terzo aeroporto d'Italia, ma io sono d'accordissimo, ne abbiamo bisogno di trasporto e mobilità perché abbiamo il terzo aeroporto d'Italia, perché abbiamo Schiavonia lontana, perché abbiamo lo IOV che ha il bunker a Schiavonia e abbiamo bisogno di dare connessione a chi fa le cure, abbiamo bisogno di dare risposta a tutti i territori, perché solo avvicinando i territori evitiamo la desertificazione, evitiamo tutto il resto. Dopodiché quindi sicuramente potenziamento dei trasporti, io ho fatto il bando, il primo in tutto il Veneto, del trasporto pubblico padovano, lo conoscono tutti, prima o poi speriamo che parta, visto e considerato che qualcuno non firma il contratto qui a Padova, e questo dovremmo chiederlo magari a Bean se ci spiega il perché, ma il tema oggi è che devono ripartire gli investimenti sulle infrastrutture. Quando Vincenzo Gottardo dice va collegata alla S47 o alla SP47 o alla 308 la Pedemontana, è un guaio che non sia stata già collegata, Vincenzo, perché sono 5 anni che lo dico, lo diceva il Presidente della Provincia all'inizio, è incredibile che non l'abbiano ancora fatto, perché io continuo a dire non si apre la Pedemontana senza il collegamento a Padova, perché qui torniamo al punto di prima, con tutto il rispetto di tutti gli altri veneti, che noi siamo collegati a Padova, noi stiamo dicendo con tutto il rispetto che in Veneto qualcosa, almeno per Padova, non ha funzionato, non so perché, ma noi non abbiamo avuto le risposte, gli investimenti che tutte le altre province hanno avuto. Non è un caso che lo IOV oggi esista a Castelfranco ed era solo a Padova, non è un caso che di 50 posti letto deliberati nel 2015 poi sono diventati più del doppio, e non è un caso che il bunker è stato fatto a Schiavonia quando poteva essere fatto in altro. Perché? Perché noi abbiamo bisogno evidentemente di riprogrammare Padova e avere gli investimenti. Questo non significa che non sia stato fatto un buonissimo governo della Regione Veneto in termini di... Abbiamo inseguito, purtroppo, le emergenze, perché ricordiamoci che nel 2015 c'è un'alluvione, il Vaia e tante altre emergenze che abbiamo, il Covid e tante altre emergenze. Poi si deve inquadrare, circostanziare anche i periodi, perché se no raccontiamo e non siamo persone, secondo me, corrette verso i cittadini. Quindi il nostro impegno sarà certamente nelle infrastrutture viarie, certamente nella messa in sicurezza dei ponti. Curtarolo, l'ho firmata io la perizia, uno degli ultimi atti che ci citava, e lì c'è una questione aperta. Certamente abbiamo bisogno però di creare quell'infrastruttura che serve ai cittadini, alla sanità, al turismo e ai servizi incompetenti. Perché il treno e il trasporto, ferro-gomma, non è solo per l'aeroporto, ma è per l'aeroporto, e lo stesso vale per la sanità, per gli ospedali, lo stesso lo prendono per andare al lavoro, e lo stesso lo prenderanno per andare a visitare qualcosa di bello. Gottardo quando dice facciamo vedere un Veneto bistrattato, no, non è così Gottardo, però è anche vero che in tutte queste trasmissioni che ho fatto per quanto riguarda le elezioni regionali sento del ponte di Curtarolo. Mi permetto e dico qui il governatore, il presidente non c'era perché è della proprietà della provincia di Padova, tanto per capirci, poi con responsabilità della regione, però il primo che ha delle responsabilità è il presidente della provincia di Padova. Io dico, e sentire tutti i ragionamenti che avete fatto per quanto riguarda le infrastrutture, ma soprattutto per quanto riguarda quel ponte, che se cade quel ponte dovete andare in galera tutti quelli che sono i responsabili, perché è una vita che sento dire che quel ponte è pericoloso, e lo sa anche mia nonna che ha 200 anni che è pericoloso. Sì, mi lasci terminare, è pericoloso, ma non mi può dopo uno venire a dire vedo un Veneto, questo e non fa parte del presidente, fa parte della provincia, che dopo di competenza della regione, che dopo di competenza, è come la canzone del gatto con il topo e via discorrendo. Però il vero dato di fatto è che se cade quel ponte muore la gente, e lo sappiamo tutti che potrebbe morire, o quantomeno Vincenzo Gottardo, questo ci hanno fatto passare chi ci informava su quel ponte. Andate più piano perché è pericoloso, adesso se andate più piano non cade. Allora la comunicazione viene fatta bene, non è pericoloso o è pericoloso,
questa è chiarezza con chi passa per quel ponte. È pericoloso per i carichi pesanti. Io faccio spesso quella strada, io faccio spesso quella strada e le giuro sulla cosa più cara che ho al mondo, ogni volta che quando passo quel ponte dico santo Dio, che cada o che non cada. Le giuro questo pensiero. Ecco, chi è responsabile, che in questo caso non è Zaia, dunque non è la regione, chi è responsabile si dia da fare per dare e trovare i soldi per poter sistemare quel ponte. Tutto qui. Non è che ho fatto una riga per far capire, perché davvero quel ponte, lo dite voi ogni volta che entriamo nella trasmissione, viene fuori il ponte. Ricordiamo che è uno dei due ponti, è solo in un senso pericoloso. Vabbè, ho sentito quello, però è assurdo che sappiamo che è pericoloso che non viene fatto nulla e sopra ci passano. L'importante è l'ultima. Ma caro direttore, oggi tu stai parlando di questa cosa perché l'ultimo atto che ho fatto da Presidente della Provincia è fare la perizia di quel ponte. Oggi si sta parlando di questa cosa perché l'ultimo atto come Presidente della Provincia l'ha fatto lei, bravo. Ho fatto l'atto per fare la perizia sul ponte. Se non ordinavo la perizia sul ponte, oggi probabilmente saremmo ignari su un ponte che ha dei problemi. E con doppia gravità, perlomeno lei ha fatto la perizia. Perlomeno lei ha fatto... No, ma voglio dire, siamo tutti condizionati, cioè io non voglio dar colpi, ma ogni volta, Vincenzo Gottardo, fatalità, il ponte non è venuto fuori, l'avete detto voi, non l'ho detto io, ogni volta viene fuori questo ponte di Curtarò, e sistematelo, provincia, regione, comune, chi ne è il responsabile. Ha nominato tutti tranne quello che era da nominare. La provincia, chi è che? Il governo non potrebbe mica dare questi 4 milioni di euro. Cosa sono per il governo 4 milioni di euro per fare? Il governo chi lo deve fare? Sempre colpa degli altri. Vincenzo, chi lo deve fare sarà il governo. Il ministro quando è venuta giù in pompa magna dichiarando arriveranno gli aiuti. Tutti vengono i rappresentanti locali che sono al governo. Vincenzo Gottardo, io sono di sopra delle parti, mi creda, ma vengono tutti in pompa magna quanto vengono, no? Ma poi la differenza la si vede sul campo. Sistemiamo quel ponte, il comune, la provincia e la regione deve convincere lo Stato a farci portare i soldi perché quel ponte cade con lo sciopero, far casino, e allora sistemiamo quel ponte. Ci sarà qualcuno che ha un peso politico per poterlo fare? Io no, ma se qualcuno lo fa... Anche l'Europa, poi Nixon... Infrastrutture, a lei poi chiudiamo. Sì. Prego. Ma direttore, ogni volta si parla sempre, diceva Gottardo prima, ma sembra che il Veneto sia, mentre siamo una grande regione. È una grande regione il Veneto, nonostante tutte le carenze che ha, perché è evidente che le aziende... Avrà anche dei pregi il Veneto, no? Ho detto, è una grande regione, è una grandissima regione. È una fantastica regione. È una grande regione. Tutto mare, quindi, montagna, nonostante tanti imprenditori devono lavorare con difficoltà, nonostante la viabilità non è quella che dovrebbe essere, nonostante i collegamenti non sono quelli che dovrebbero essere. Allora, io faccio a tanti amici che giustamente che io conosco anch'io, che votano Zaia, gli faccio sempre una domanda. Mi dici, e lo faccio anche ai telespettatori, quale grande opera che in questi 10 anni che ha costruito Zaia che ti viene in mente? Ecco, pensateci e poi in caso date la risposta. Cos'è la visione e la programmazione? Sì, ma scusa, gli altri, i governi precedenti, scusa, non hanno avuto le emergenze che ci sono state dal 2010 in avanti. Devo chiudere a 3 minuti di trasmissione. È impossibile anche argomentare. Allora, quello che è mancato in questa... Allora, la programmazione, allora, se tu hai un'emergenza, non c'entra niente con la programmazione. Quello che è mancato in questa regione, che purtroppo manca, è la programmazione. È mancata la programmazione sulla viabilità, il sistema metropolitano, avranno cambiato il nome, ma sono 20 anni che là e non è stato fatto. È assurda sta roba qua, che le province non sono, i capoluoghi non sono collegati tra loro e non è collegato nemmeno nell'aeroporto di Venezia e nel porto di Venezia. Manca una programmazione per quanto riguarda per esempio il polo fieristico regionale. Noi abbiamo le fiere, ognuno per i fatti suoi, va bene? Quindi non c'è una idea regionale su questo. Manca la programmazione per quanto riguarda l'area portuale. Voglio ricordare che pochi giorni fa, dopo decenni di grandi navi che passano o non passano dal Canal Grande, finalmente la crocieristica ha deciso di abbandonare Venezia perché la regione non ha mai detto una parola, non ha mai preso una posizione su questo, quindi Trieste si arricchisce di un pezzo importante di economia. Manca la programmazione per quanto riguarda le multi-utility. Cioè, la gestione dell'acqua e del gas, Padova è andata con ERA, Gorizia va con, mi pare, con Treviso e così via, cioè, è evidente, non c'è una visione
non c'è stata una visione complessiva della Regione Veneto, della politica regionale su queste grandi infrastrutture, e questo è il problema, caro direttore. Quindi sulla viabilità io non aggiungo a quello che hanno detto loro, perché quelle sono le nostre priorità. La Pedemontana è diventata, lo dicevo prima facendo un'esagerazione, la Salerno-Reggio Calabria del Veneto, è iniziata da 10 anni, non so quanto tempo è iniziata, doveva costare 2 miliardi e mezzo, ora ne costa 13 mi pare. Non solo, è iniziata, doveva essere, ed è una struttura necessaria perché ci vuole per quell'area, assolutamente, però è diventata di un impatto enorme dal punto di vista ambientale, perché ogni chilometro hanno deciso di fare un casello, perché dovevano accontentare ogni comune, è questo che non va bene purtroppo, questo che crea danni, e ancora non è completata. Lui dice che ci giochiamo la cena che si finisce entro il 2020. No, la paga poi 2020. Beh, entro il 2020. Paga, poi non la paga mai, di fronte a tutti. Sì. Allora, quindi quello che noi diciamo e che proponiamo, perché è quello che si propone, è che la nostra è una proposta riformista di una politica del fare le cose, quindi delle competenze, della concretezza, e su questo noi ci battiamo per il Veneto. Quindi su queste cose che ho detto e anche su quelle infrastrutture stradali noi ci saremo. Allora io rispondo alla domanda di Pipitone, visto che ha rivolto una domanda. Allora, mio papà ha 70 anni quest'anno, sì, e ha visto fare le fotografie e i rilievi della famosa statale del Santo, no? Quella che collega fino a Castelfranco, che aveva 5 anni, perché viveva a Cadone, che vedeva che prendeva le misure e diceva: qui nascerà la nuova statale del Santo. Ecco, tanto per capirsi, cioè i tempi della burocrazia, la Pedemontana ci metteranno 10 anni, secondo i tuoi calcoli costerà X, sta di fatto che però in pochissimi anni è stata decisa e i lavori sono partiti. Arriveranno entro il 2020, ho scommesso volentieri, sarà 2021, non è importante, è un investimento come tale, ci sono chi fa sbaglia, chi non fa niente di certo non può sbagliare nulla, ecco, perché poi questa è la realtà dei fatti. I tempi della burocrazia, cioè il Veneto ha una palla al piede, che è lo Stato centrale. Cioè è una palla al piede, ma lo è in tutti gli effetti. Colpa degli altri. No, non è questo. Sempre colpa degli altri. Ma prima ricordavi la Salerno-Reggio Calabria. Tipica politica di Zaia. È la dimostrazione, è la dimostrazione che la burocrazia in Assumetevi Italia le responsabilità. E i freni inibitori che sono sempre posti alla Regione Veneto sono talmente tali, gli imprenditori che ci ascoltano lo sanno. La tassazione è vergognosa, cioè noi potremmo essere veramente la California del mondo, ma purtroppo abbiamo, perché è così ragazzi, però abbiamo una tassazione, una burocrazia, cioè una cosa vergognosa che purtroppo è irriformabile in questo paese, che ci mette dei freni incredibili. Questo accade anche nelle regioni del meridione dove il freno è la malavita, la mafia. Ma non abbiamo avuto tanto tempo fa il governo centrodestra con Berlusconi-Bossi che avevano il 70% del favore del popolo italiano e non hanno cambiato nulla. 2011, fino al 2011. Allora il 70% del favore del popolo italiano, una cosa stratosferica. Non hanno cambiato nulla. No, la domanda è proprio qui in Italia che succede questo. Ma perché l'Italia purtroppo è un paese in questo momento che si sta frenando rispetto a qualsiasi altro paese proprio per questi limiti giganteschi. Non abbiamo avuto governi di tutti i colori che abbiano fatto veramente delle riforme serie, fatte bene, hanno solo messo le mani in tasca ai cittadini. Questa è la massima riforma che è stata fatta da tutti i governi. Questa è la realtà dei fatti. Non è che magari voi siete tutti bravi anche lui non si ricorda niente che ha fatto Zaia, però, e quando poi andate a Roma siete tutti condizionati. No, non lo saremo condizionati perché noi siamo, noi tutti siamo un po' patrioti della nostra città, posso dire che siamo un po' patrioti. Anche i 5 Stelle, anche i 5 Stelle che non è presente a Borini perché ha dovuto andare via, quando è andato al governo è andato proclamando, e poi un po' una volta ha cambiato colore, stava cambiando. Cioè voglio dire, non è che tutti avete idee sane, poi quando si va lì la burocrazia, la macchina del governo, indipendentemente da che Ecco perché vogliamo più autonomia, questo è uno dei grandi motivi per cui perché vogliamo decidere e fare le cose come da buon Veneto. E ho detto tutto, facciamo bene, benissimo se sbagliamo e poi il voto ci dirà il contrario. Posso dire una cosa a livello di partigiano? Sì, però ogni cosa, scusami, ogni cosa viene risolta in questo modo. Se avessimo l'autonomia, siete stati 500 giorni nel governo, non l'avete fatto, non smettere di prendere in giro la gente, punto e basta. Ripeto, e ribadisco quello che ho detto prima, quando uno in Italia si assume la responsabilità. abnormi. Se entrate nei microfoni. Posso finire il ragionamento? Allora, il ragionamento è che Padova, e questo è innegabile, penso che siamo tutti d'accordo, negli ultimi 20-30 anni quello che è, pur governati dal centrodestra, la città di Padova ha perso tutte le partite che c'erano in corso. Abbiamo l'idrovia ferma da una vita,
ed è fondamentale per il dissesto idrogeologico. Quando prima Gottardo ci diceva siamo stati distratti dalle emergenze, abbiamo investito miliardi sul dissesto idrogeologico. Per fare 3 bacini di laminazione su 27, sembrava nella routine che non fosse necessario. Ci siamo accorti invece che il nostro territorio, purtroppo, nostro malgrado, che è stato eroso ed è stato cementificato in maniera pesante, ha delle grosse criticità. E che ha governato gli ultimi 30 anni. E quindi abbiamo messo in sicurezza tutto l'Alto Vicentino e adesso finalmente con il governo, niente da dire, è passato l'emendamento, non mi ricordo di che forza politica, sta di fatto che sembrerebbe che finalmente questa idrovia si cominci a fare. Quindi quella è un'opera fondamentale per il dissesto idrogeologico. Abbiamo perso la partita degli aeroporti. Tutte le città venete hanno l'aeroporto. Treviso, Verona, Venezia, a parte Vicenza che è proprio qui a un attimo, però abbiamo perso la partita dell'aeroporto. Abbiamo il secondo aeroporto per importanza a livello nazionale dopo quello di Roma come tipologia di aeroporto. Persa la partita. Abbiamo la fiera non che ho capito l'aeroporto in che senso, scusa? A Padova. La partita dell'aeroporto che si è giocata a Verona all'epoca, Treviso e Venezia, Padova è rimasta fuori. Abbiamo Venezia vicino. Abbiamo Venezia vicino, ma perdonami, fra Treviso e Venezia non sono vicine? Eppure Treviso è l'aeroporto? Sì, ha vinto Treviso. Cioè, ha vinto Treviso. Allora, diciamoci le robe come sono. La fiera, quella di Padova è distrutta. Abbiamo grandi fiere vicino a noi, Verona, giusto? Vicenza che comunque ha creato la sua salvatà. L'ha salvata. No, scusami, noi la fiera di Padova è con le pezze. Società per azioni. Avete capito? Allora, siccome benissimo. La società per azioni abbiamo perso tutte le partite più importanti. L'alta velocità a Padova non si ferma. L'alta velocità a Padova, persa la partita anche dell'alta velocità. Allora non è possibile. Ma scusi, io non ho interrotto nessuno. Sì, però se tu dici che la fiera è stata distrutta, che anche la società per azione, stai attento, perché non è vero, è una balla, stai raccontando una balla. Noi abbiamo salvato la fiera di Padova e stiamo completando il centro congressi. Perdonami, non vogliamo parlare di politichese, va bene, l'avete salvata. No, politichese lo dici tu. Se vogliamo dire la verità, Padova ha inventato la fiera campionaria a livello, è stata la prima, la più antica di tutte. Oggi a Padova la fiera è quello che è. Posso dire una cosa? Io le dico una cosa sulla fiera personale, al di là che prendo in considerazione è stata salvata, questo dato di fatto vero. Però posso dire una cosa, che credo oggi il mondo è cambiato completamente, credo che le fiere per ogni città siano una nullità, e non può esserci la fiera di Belluno, di Rovigo, di Vicenza, deve esserci, deve esserci, siamo gli inventori della medicina moderna, dobbiamo essere noi il centro del mondo della medicina. Mi lasci finire che cerco di capire. Lei se mi ascolta mi deve capire nel fatto specifico, scusatemi, nel fatto specifico delle fiere, al giorno d'oggi, visto l'importanza, deve esserci una fiera per ogni regione, un'unica. Doveva essere Padova, posso dirlo che doveva essere Padova. Questo è da discutere. Manca un polo fieristico. Posso dire una cosa, se posso inserirmi, siccome Pivitone è un consiglio di amministrazione e io sono stato in amministrazione. Assieme, abbiamo lavorato. Ok, tanto per essere chiari, allora si sta dicendo la stessa cosa, io credo che, va fatta chiarezza perché, allora, che abbiamo perso i treni l'abbiamo capito tutti, che dire che abbiamo salvato la fiera immobiliare significa che cosa? Che abbiamo cercato di mettere a posto i conti di una situazione di dissesto finanziario. Se questa è salvare la fiera, allora siamo d'accordo. Se invece di salvare la fiera, come penso voleva dire il collega Lei, è quella di dire che volevamo vedere la fiera risorgere come i tempi che noi... Un attimo, no, aspetta, perché sai che io sono... Devo chiudere però... Come i tempi che noi conoscevamo, come quelli che vediamo a Verona e anche in altre parti del Veneto, perché mica è solo Verona, più piccole ma di buona importanza. È tutto in passivo. Purtroppo noi sappiamo, e dobbiamo dirlo, che in questo momento stiamo andando in una direzione diversa, perché del compendio che avevamo della fiera una volta, sto parlando di metri quadri, coperti e scoperti, che possono ospitare grandi fiere, purtroppo a Padova si sta per scelta andando in una direzione diversa, perché un pezzo l'abbiamo data all'università, un pezzo ci abbiamo fatto il centro congressi, un pezzo ci stiamo dando in locazione adesso nuovamente per le aule all'università, uno è per il polo di innovazione
una e altri spazi li stiamo dando in locazione in questi mesi, li abbiamo dati a settembre ancora all'università. È chiaro che se tu vai sempre di più a comprire gli spazi per fare le esposizioni, però mi scusi, finisco, non sarà più possibile avere la fiera come pensavamo noi, perché purtroppo gli spazi non ci saranno più. Però le posso fare una domanda in merito, le faccio una domanda su questa fiera, perché è un caso che l'ho seguito molto attentamente. Ed è una scelta. No, l'ho seguito molto attentamente e credo di essere abbastanza preparato. Mi lasci finire a lei per cortesia, che poi parlare con lei. Scusi, Pipitone. Allora, siccome mi sono informato e sono preparato, io dico, non guardi l'amministrazione, però dico che a un certo punto questo sindaco poteva dire: io della fiera non me ne frega niente, faceva come il precedente. Non ho parlato del faceva come il precedente. No, lasciami finire. La lasciava andare a cadere come stava andando a fare a cadere, invece uno dice, mi prendo l'impegno e non dormo magari la notte per poter lasciare finire. Mi lascio dice che noi abbiamo distrutto la fiera, noi l'abbiamo ridato. Io sto raccontando com'è la storia, poi dopo la penso come vuole. La fiera a Padova era un problema, avete ragione tutti voi, come in tutte, io non sono d'accordo, come in tutte le città, perché ne basterebbe una per regione. Detto questo, la fiera di Padova poteva fare il sindaco, giustamente come ha fatto il precedente, non è un'accusa, è una verità. Il precedente poteva dire: a me non me porta nulla della fiera, era dei francesi, lascio andare dove andare, non mi prendo responsabilità, e non aveva nessuna pegola sul cervello, cosa che invece questa amministrazione se l'è presa cercando di sistemare, come ha detto lei, i conti. E qui se ne va a un onore per me del fatto, mi lasci finire, a lei mi lasci finire, sto cercando di, perché sennò non è preparato, mi scusi, sulla fiera. Mi faccia chiarire in quanto faccio. Se mi lasciava spiegare, quello di conoscere abbastanza bene, io credo che il ragionamento corretto l'ha fatto Eno, era sistemare i conti. Questa amministrazione ha detto: mi prendo la responsabilità, che poteva fare a meno farla, di sistemare i conti, di farla. Dopodiché le fiere non pagavano a quelli a cui l'avete assegnato voi, non pagavano a quelli a cui l'avete assegnato voi. No, non parlo più. No, però solo una cosa, però parlare di cose che non si conoscono, come fa Luciani purtroppo. Sulla fiera un po'. Purtroppo, scusami Luciani, parlare di cose che non conosci purtroppo, perché lui ha fatto parte del Consiglio. Io qualcosina conosco, manca un poliforistico regionale, come ho detto, nessuno l'ha mai pensato, regionale bisognava farlo. La fiera di Padova, che è un indotto economico per le aziende, non è un problema di questo sindaco. Però è fatica oggi riempire le fiere, è fatica per tutti. Appunto, è un problema, però stiamo diversificando, stiamo facendo la parte innovativa con l'università, c'è la parte congressuale, c'è la parte fieristica, ci stiamo provando, ma i conti, come diceva lui, li abbiamo sistemati e stiamo pensando a un rilancio. Speriamo che la fiera ritorni in economia. Quando voi sarete ritornerai in noi sicuramente possiamo dire, penso dire anche a lei, ci batteremo anche per la fiera, perché diversamente dal passato, personalmente io la conosco bene quella di Verona, ho conosciuto bene i francesi, ho conosciuto bene l'amministrazione Bitonci, ho conosciuto bene l'amministrazione Giordani, ho conosciuto bene il lavoro di Marcato, ho visto che ha la delega, e penso che anche su Padova una regia di qualche tipo, visto che poi bravo Enoch, bravo, almeno da Padovani. Ma poi e non come si dice in Veneto, non ci incanta più nessuno, perché io ho visto che qua siete tutti padovani, chissà che qualcosa di più per Padova, questo sono d'accordo, perché tutti avete questo intento. Conoscendo Enoch, conoscendo Gottardo, Bean l'ho conosciuto questa sera, e Vincenzo Pipitone lo conosco da molto, sono sicuro che farete il bene anche per la città di Padova. Di questo non ho dubbi per nessuno. E quindi, in virtù di questo, avete fatto delle promesse. Il ponte di Curtarolo ve lo ricordo a tutti, perché lo dite ogni volta voi, convincete il governo centrale di darvi questi 4 miliardi, quanti sono milioni di euro per sistemarlo, chi andrà a governare, fate quello, ma il ponte di Curtarolo, così date una mano anche a Bui, che si sta dando da fare, almeno per sistemare quel ponte. Lo sta sorreggendo, è là che lo sta sorreggendo. Esatto, lo sta sorreggendo. Avete 10 secondi, non tanto tempo, detto tutto questo, per mantenere le vostre parole che avete detto questa sera, perché poi dovete mantenerle. Avete la telecamera, hai 10 secondi per dire perché devono votarla Alain Luciani. 10 secondi, rapido. Beh, io spero di aver dimostrato ai cittadini padovani, insomma, di che sono fatto. Io ci ho sempre messo la faccia, sono sempre stato presente. Ho ad esempio aperto una sede elettorale che non vorrà rimanere solo temporanea, arrivederci e grazie finite elezioni, rimarrà un punto d'ascolto per cui i cittadini sanno che da me possono venire sempre e comunque, che io a loro risponderò. Quindi vota Alain Luciano? Certamente. Enoch, perché devono votarla? Ma devono votare perché se ritengono che sia
un voto espresso che possa portare un valore al nostro territorio. Io posso promettere quello che sono stato. Io credo che gli uomini e le donne a parlare deve essere la loro storia e non quello che promettono. A me la mia storia racconta chi sono, il DNA è quello, se avremo l'onore e il piacere rappresenteremo Padova in primis, con rispetto di tutti. Ma una volta lei pensava di far carriera politica, no? Assolutamente no. E come mai l'ha fatta? Perché alcune persone in un bar mi hanno detto proviamo a cambiare qualcosa, scherzando, è diventata una grande realtà, una grande esperienza, un grande onore. È iniziata la sua avventura politica. Le sta piacendo? Devo dire che qualche mese fa, un anno fa, per via di alcune vicissitudini, avevo perso un po' di, come dire, non credevo, credevo in un sogno, in un cambiamento e per un attimo ho pensato che non potesse più essere possibile. Le è piaciuto? Negli ultimi mesi e nell'ultimo mese e mezzo ho trovato un tanto affetto che io ringrazio, non so se sono degno, ma è un grande onore e questo ne vale la pena battersi per il nostro territorio. Contato, perché devono votarla? La mia esperienza di amministratore locale nel mio comune e poi la grande esperienza importante in provincia di Padova. Ma sai cosa mi dicono di lei, Vincenzo Contano? Che è una brava persona, che è buono però, dà l'impressione di essere buono, non è come Alenno, come Pipitone, di quelli che si alzano durante la televisione. È un'offesa essere buono, me lo diceva sempre anche. No, non è un'offesa, Miri, che deve essere buono per me essere buono. Basta che non sia troppo buono, quindi... ma guardi, anche il troppo buono per me non è il significato che ha detto lei, il buono è buono, il cattivo è cattivo. Io penso che insomma in politica intanto esiste l'amicizia e quindi questo è un mito da sfatare, non è vero che in politica c'è solo la concorrenza, c'è solo la cattiveria, insomma io ho avuto in politica amici con cui abbiamo costruito anche grandi progetti insieme, abbiamo portato a grandi risultati, per cui io penso che la rete, e qui insomma ne ho dimostrazione anche stasera in studio, la rete di padovani che può approdare in regione, una rete di padovani importante che sicuramente potrebbe fare il bene di questa provincia, il bene di questa città, per cui insomma sono i fatti che parlano. Devono votare Vincenzo Gottardo. E le garantisco che il Veneto non è così bistrattato, quando si ragiona si cerca anche di migliorare, anche se funziona tutto bene. Pipitone, che lavora in sanità, dice sempre la sanità nel Veneto va bene, bisogna migliorarla, quindi tutte le cose si possono migliorare, ma non è detto che il Veneto sia una cosa così come sembrava. Bene. Lei dalle sardine è passato dove? Mi dica un po', perché la storia delle sardine è delle sardine, è andato nel PD, è contro Zingaretti per quanto riguarda il referendum. No, in realtà ci sono un po' di cose una storia un po' più folta. Lo sa perché mi permetto, perché mi permetto, perché è la prima volta che ho l'onore di averla ospite ed è anche una persona, un ragazzo molto simpatico, le auguro davvero un in bocca al lupo perché è anche una persona capace ed è molto preparato. Prego. No, spiego un attimo, io prima di fare le sardine ho fatto associazionismo studentesco, ho fatto il rappresentante degli studenti, ho partecipato a tutte le più grandi mobilitazioni giovanili nelle piazze degli ultimi anni, dal movimento per la parità di genere, ma pensiamo anche al Pride e al Fridays for Future e soprattutto ai movimenti studenteschi contro i tagli all'istruzione pubblica. Io non posso dire perché i cittadini veneti mi possano votare, però posso dire quello che posso rappresentare. Io posso rappresentare e voglio rappresentare un Veneto dove non succede che ogni anno 10.000 giovani scappano per non tornare più, ma tornano, rimangono e possono farsi voce di un protagonismo che può difendere per tutti l'ambiente, tutelare per tutti i diritti sul lavoro e rilanciare la nostra scuola, la nostra università e la nostra economia in chiave sostenibile e soprattutto con una grande attenzione ai temi della sanità pubblica, alla salute e alla sicurezza dei cittadini. E Vincenzo Pipitone, perché devono votarla? Beh, innanzitutto io spero che i cittadini che andranno al voto vogliano innanzitutto premiare una proposta... Tutti quelli che hanno il diabete la votano quindi. Ma non lo so, se tutti i diabetici, se mi votassero tutti i diabetici sarei il primo di tutte le liste, voglio dire. Quando ho visto uno va col cartellino vota oltre 300.000 i pazienti che hanno purtroppo il diabete, cerco di curarli al meglio. Sto scherzando. Per quello che, no, ci mancherebbe, ma sono tanti comunque. No, io spero che i cittadini innanzitutto vogliano premiare una proposta politica, che è quella di una proposta riformista, di un'area moderata che vuole puntare
puntare sulle competenze, sulla professionalità delle persone più che sulla decrescita infelici come è stato detto prima da qualcuno, quindi un'area che va così dall'esperienza di Renzi a quella di Calenda, alle aree civiche che veramente hanno un impatto serio sul territorio. Per quello poi chiedo agli elettori di scegliere uno dei 9 candidati della nostra lista di Padova. Siamo in 9 candidati, io sono uno dei 9, anch'io penso, se qualcuno pensa di votarmi lo deve fare per quello che ho già fatto e per l'impegno che ho quotidiano, non solo nel mondo del lavoro, anche nel mondo della politica, anche del volontariato, e quindi appunto per questo, se ritengo di darmi una mano, ovviamente ne sarò ben felice. Noi proponiamo una proposta alternativa per il Veneto. Oltre il 50%, anzi circa il 50% dei veneti alle scorse regionali non ha votato. Vogliamo essere anche un punto di riferimento per chi oggi non trova una proposta politica. Perfetto. Con la lista Sbrollini e Italia Viva. Anche qui, se non la fermo, Enoch ha ragione che qui ha sforato in maniera pazzesca nel tempo. Direttore, cosa vuoi? È la natura. È un suo modo di natura, fare. Sto scherzando, ovviamente. Vi ringrazio tutti e lo ringrazio a Luciani, candidato consigliere Regione Veneto per Zaia Presidente. Grazie a Enoch Soranzo, candidato consigliere Regione Veneto per Fratelli d'Italia per il candidato Luca Zaia. Grazie a Vincenzo Gottardo, consigliere Regione Veneto, candidato per Forza Italia, ovviamente per Luca Zaia Presidente. Grazie a Pietro Bern, candidato consigliere Regione Veneto del PD, per il candidato Arturo Lorenzoni, che è uscito dall'ospedale, ancora positivo, però auguriamo un in bocca al lupo anche, come doveroso sia, ad Arturo Lorenzoni. E grazie anche ad Antonino Pipitore, candidato consigliere Regione Veneto per Italia Viva, per il candidato governatore Daniela Sbrollini. Grazie in bocca al lupo a tutti e vinca il migliore, come si dice, nell'ambito sportivo. Noi andiamo in pubblicità, rientro, avremo il sindaco di Padova, Sergio Giordani. A tra poco.